Buonasera e ben trovati qui al Dorando Peti del quartiere Varignano per l'incontro valido per la settima giornata in cui la Pumas Ancora affronterà i cugini del Prochei Prato 54 per, come dicevamo, per la settima giornata. Gli ospiti sono reduci da uno scontro contro il Roller Salerno, una gara casalinga in cui la partita è stata molto tirata, vinta poi per 7-6 dagli uomini di Bernardini, mentre subisce la seconda sconfitta stagionale la Pumas Ancora in quel di Follonica nella scorsa partita. Allora, passiamo alle formazioni. La Pumas Ancora schiera Thomas Mechini in porta, Michele Pesavento, Niccolò Bottarelli, Jonas Cinquini, Francesco Poletti, Francesco Rugani, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Francesco Carrieri, Gabriel Daltorione, allenatore Mirko Bertolucci. Per il Prato, Alessandro Vespi in porta, Lorenzo Capuano, Oscar Barbani, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Lorenzo Mugnai, Andrea Santoro, Alberto Capuano, Andrea Poli, Francesco Vespi, secondo portiere, allenatore Bernardini. Arbitri della serata, Righetti di Sarzana, assistito da Raffaelli al banco. Dicevamo invece seconda sconfitta stagionale per la Pumas Ancora, che ha perso in quel di Follonica per 5-3, una partita in cui la Pumas aveva subito un passivo di 4-0, poi una rimonta insperata e un possibile pareggio vanificato da un quick pro quo su una sostituzione che è costato durante lo schieramento del portiere volante il 5-3 alla Pumas, che comunque secondo Mirko Bertolucci ha dato buona prova di sé contro un avversario sicuramente più quotato, visto che in quella formazione vi erano due giocatori della A1. Ma cominciamo con questo Pumas Salerno con Pesavento. Finta il tiro Pesavento, sfrutta il blocco e poi c'è un tiro deviato, risponde Vespi. Poi in possesso della pallina il numero 4 Barbani, pressato alla balaustra da due viareggini, falosamente a detta dell'arbitro Righetti. Ancora sulla battuta, possesso ora della pallina il numero 3 Capuano che cerca un filtrante centrale anticipato da Pezzini che capisce tutto. Poletti intanto sulla destra, cambia tutto sulla sinistra per Pezzini, ancora Poletti sulla destra, gioca in profondità per Carrieri, Carrieri appoggia Pesavento in posizione avanzata in questo avvio, sfrutta il blocco Pezzini, scarica Pesavento, porta il blocco a sua volta, poi Pesavento scarica per Poletti, c'è questo forcing di Poletti e la deviazione insidiosa di Carrieri, ma Capuano è riuscito a deviare con la stecca. Poi il filtrante ottimo di Pesavento per Poletti che si gira ed insacca solo 1 minuto e 28 secondi dall'inizio del match. Una doccia fredda per i ragazzi di Bernardini. Ottimo il suggerimento di Pesavento a smarcare il compagno a centro area. Tanto il numero 5 Baldesi appoggia a... Poi ancora Baldesi, filtrante, rasoterra, intuisce tutto Mechini. Non c'è nessuno nell'area della Pumas, dei giocatori del Prato. Tanto Pezzini. Carrieri. Ancora Pesavento una prova metà pista. Scende, poi sta affilata, para con agilità Valdesi, poi ancora Carrieri, prestato da due pratesi, esce vittorioso dall'ingaggio Santoro che poi viene atterrato regolarmente, dice l'arbitro, poi c'è questo tiro del numero 5 Valdesi di molto a lato, ma riparte la Pumas con Poletti, scarica per Carrieri, Carrieri che è incerto nel controllo, peccato. Poi ancora Poletti a metà pista, cambia tutto per Pesavento sulla destra, ancora Poletti, porta il blocco Pesavento, poi c'è questo appoggio per Pezzini, ancora Poletti, poi ancora
sul limite del centrocampo Pezzini fa possesso, poi Pesavento, serie di finte, scarica Poletti che lancia questa staffilata, buona risposta di Vespi con il casco, aveva diversi uomini davanti a sé e ancora provvidenziale Poletti su questa uscita in uscita dall'area di rigore del giocatore pratese, ha recuperato una grande pallina, poi Pesavento, forcing personale, pallina alta. Può ripartire con Baldesi sulla battuta il Prato, Baldesi e Capuano, Lorenzo, mentre in panchina siede il fratello Alberto. Ci sono due coppie di fratelli stasera, sia in porta che come uomini di movimento. Tanto Vespi si stava sistemando l'attrezzatura, può ripartire. Intanto fa possesso il Prato e poi c'è questo lancio in profondità per il numero 4 Barbani, intelligente intuizione ma Barbani non è riuscito ad agganciare. Poletti per Pezzini, Pezzini per Pesavento che risale, poi appoggia ancora Poletti, poi Pezzini sulla destra, c'è un'ostruzione da parte di Pesavento ritenuta fallosa dall'arbitro Righetti. Pumas ha 2 falli, ancora a 0 il Prato. Baldesi poi perde la pallina e Francesco Carrieri riesce a concludere ma si fa trovare pronto Vespi. Può ripartire il Prato con sempre lo stesso Baldesi che scarica per il Capuano Lorenzo, lunga grossa staffilata dalla distanza. Poletti, Pezzini per Poletti ancora sulla destra, poi cambia tutto sulla sinistra per Pesavento, poi in profondità per Carrieri. È abbastanza chiusa la difesa del Prato in questa fase. C'è Poletti intanto aspetta la discesa di un compagno, poi cerca il accompagnato diretto in porta a sorprendere Vespi che però è ben posizionato. Può ripartire dunque il Prato con Baldesi che poi perde pallina, recupera la pallina Pezzini, Carrieri, Poletti, cambia tutto per Pezzini, poi appoggia Poletti, passaggio un po' arretrato per Poletti che non è riuscito poi a bucare la difesa, a cercare di concludere. Tanto Capuano, Baldesi, alza la testa, Baldesi sfrutta il blocco, subisce la pressione di Pesavento che si possessa della pallina e riparte per i suoi. Tanto forcing di Pesavento sulla sinistra, si accentra, ancora sulla sinistra e poi va alla corte di Vespi, ma il tiro è deviato, ottima azione personale, grande possesso e strapotere fisico del difensore viareggino. E reclamano dalla panchina la deviazione. La pallina era stata deviata da Vespi, tanto Santoro pressato da Poletti, forcing di Santoro che poi commette fallo in attacco. È il primo fallo del Prato, 2 sin qui falli combinati alla Pumas. Poi Pezzini per Carrieri, Carrieri cerca una serie di finte, poi Pesavento sulla sinistra, appoggia ancora a Carrieri, Carrieri alza la testa, serve nel retroporta a Pezzini e aspetta una discesa di un compagno Pezzini, poi ha retropassaggio per Pesavento e tiro di rovescio ad impegnare il solito Vespi che sin qua è stato comunque di grande aiuto per la sua squadra, già 4-5 parate importanti. Tanto Poletti recupera la pallina per la Pumas, Pesavento
scarica per Carrieri, ci sta il tiro, si accentra e poi in seconda istanza, dopo la ribattuta del portiere, insacca sul palo opposto Carrieri. Ottimo il forcing dell'attaccante della Pumas. 18 minuti e 36 secondi alla fine della prima metà, risultato di 2-0. Due falli combinati dalla Pumas, un solo fallo commesso dall'Hockey Prato, un avvio comunque relativamente facile per la Pumas, che si è trovata in vantaggio dopo pochi minuti ed ha raddoppiato dopo soli praticamente 7 minuti dall'inizio del match. Dicevamo che c'è rammarico per la grande rimonta non andata a buon fine nella sesta giornata a Follonica, dopo un parziale di 4-0, 2-0 nel primo tempo e poi un quadruplo vantaggio nel secondo, ma la Pumas di Mirko Bertolucci si è rifatta sotto per il 4-3 e poi durante l'inserimento del quinto uomo, cercando il tutto per tutto, ha preso la quinta rete a pochi secondi dalla fine. Si è detto comunque soddisfatto Mirko Bertolucci della grande prova di carattere dimostrata. Tanto c'è Santoro per Capuano, finta di tiro per Capuano, poi spara via malamente Barbani, ma riesce a recuperare la pallina Santoro all'angolo, chiuso da due Verreggini. Ancora Barbani, appoggia a Valdesi, cerca di infilarsi nelle mani della difesa Valdesi, poi scarica Santoro, ancora Valdesi, poi Barbani si invola sulla destra ma fa buona guardia Poletti, giocatore dotato di grande intensità e di grande qualità fisiche, un mastino in difesa Poletti ed anche sui contrasti in attacco. Pezzini, e il Prato è passato a rombo, è passato a quadrato, quindi ora bisognerà cercare di attaccare la zona. Vuole evidentemente limitare i danni mister Bernardini. Tanto Valdesi, azione personale, si invola sulla sinistra, poi si ferma, ragiona, arriva il raddoppio di due Verreggini e ancora Carrieri commette fallo alla balaustra. Capuano Lorenzo cerca un filtrante, intuisce tutti i Poletti, poi Pesavento si impossessa della pallina, raso terra, deviato probabilmente dal portiere Vespi, non ho bene capito se da un difensore o dal portiere. Tanto Pezzini, Pesavento, ancora Poletti, bisognerà cercare di fare i passaggi precisi e di prima intenzione per aprire le maglie della zona pratese. Finta il tiro Pesavento, appoggia Pezzini, Pezzini ancora per Pesavento, Pesavento c'ha il pertugio ma la palla va di una cinquantina di centimetri al lato, poi Poletti cerca il tiro allo scadere dei 45 secondi, si rimpossessa della pallina il numero 3 Capuano Lorenzo che lancia in profondità Barbani, poi Barbani cerca un filtrante improbabile, Capuano non riesce a rimpossessarsi della pallina, ancora Barbani perde pallina a favore di Carrieri in testa a testa con Vespi, gancio contro gancio da manuale e batte Vespi dalla parte della stecca. Una conclusione di grandissimo valore tecnico, gancio stretto alla fine, tecnica di alta categoria da parte di Carrieri, decisamente. Questo è un gol da giocatore consumato e di grande tecnica. Poi c'è questa conclusione di Santoro, risponde con il guanto Mechini. Pesavento per Pezzini, incerto nel controllo, poi appoggia Poletti. Poletti ora vertice basso del triente d'attacco, perde malamente la palla, riparte il numero 4
Barbani che poi appoggia il compagno che non riesce a concludere. Pesavento si gira, ragiona, appoggia Poletti. Ancora Poletti, Pezzini. Pesavento. Poletti ancora. È chiusa la zona pratese, è un po' compassata la manovra peregrina. Tanto riparte Barbani sulla sinistra, cerca un filtrante, intuisce tutto Pezzini, si impossessa della pallina, appoggia a Pesavento. Superiorità numerica in questa fase per la Pumas, poi c'è questo appoggio deviato, può ripartire Capuano si invola sulla sinistra, cerca il filtrante per Santoro, ma fa buona guardia con i cosciali Mechini, insidioso il rasoterra di Santoro. 14 minuti e 48 minuti e 48 secondi alla fine della prima metà, conduce la Pumas per 3-0. 3 falli per la Pumas, 1 per l'Hockey Prato. Un avvio decisamente agevole per i ragazzi di Mirko Bertolucci, già in triplo vantaggio dopo 5 minuti. Nonostante il rombo difensivo, la Pumas è riuscita ad allungare le distanze. Ora vedremo quali sono le contromisure che prenderà Mirko Bertolucci per attaccare al meglio l'Hockey Prato a difesa schierata. Sono tipi di difese che i giocatori di nuova generazione non sono abituati come i loro allenatori a gestire. Poche squadre adesso adottano questo modulo difensivo e solo in Italia. La sirena dice che si può ritornare in pista. Nessun cambio per ambo le squadre. Intanto sull'ingaggio Capuano e Pesavento. Ancora vinto l'ingaggio da Pesavento che imposta per i suoi. Pezzini, vertice basso del tridente d'attacco da Reggino, poi Poletti. Pesavento. Bellissimo il suggerimento di Pesavento per Carrieri, un filtrante intelligentissimo che ha valso il palo. Sembra Carrieri ha impattato il palo, sembrava, almeno così ci è sembrato dal rumore. Pezzini. Pesavento cerca un diagonale improbabile per Poletti. Pallina deviata da Santoro. Pezzini. Finta di tiro, poi appoggio a Pesavento che tira di prima intenzione, ma Vespi fa buona guardia con il guantone. Intanto anticipa questo passaggio Pezzini, sta affilata, intuisce tutto Baldesi che imposta per i suoi, appoggia Barbani. Barbani poi a sua volta apre sulla destra per Capuano, poi Capuano di sponda per Baldesi. Baldesi sfrutta il blocco, alza la testa, poi tiro deviato, poi c'è questo tiro deviato ulteriormente ad opera di Barbano, si impossessa la pallina Santoro, forcing personale, versi Viareggini a chiudergli la strada. Ancora Barbani, Baldesi commette poi infrazione di gioco da terra. Lamentano poi un colpo, una colluttazione a gioco fermo, la panchina della Pumas, una spallata ricevuta da Tergo da Carrieri, probabilmente involontaria, non so. Poletti sulla destra,
Pezzini, Poletti, ancora Pezzini, vertice basso della tridente d'attacco Viareggino, ancora Pezzini, appoggia Poletti, Poletti alza la testa, guarda se c'è un filtrante, ripropone a Pezzini, Pezzini per Pesavento, Pesavento è incerto nel controllo, purtroppo le condizioni della pista non consentono un fraseggio ottimale. Baldesi intanto, poi cade Capuano e c'è questo fallo di Pesavento. Intanto Baldesi per Capuano, è alta la difesa viareggina e costringe Capuano a un passaggio improbabile su cui a gioco facile Carrieri può rimpastire per i suoi. Pezzini per Poletti, Pesavento ancora incerto nel controllo, Poletti, Pezzini, sta affilata di Pezzini a cercare la deviazione di Carrieri, c'era il varco, sono molto insidiosi questi lanci per vie centrali su cui Carrieri si fa sempre trovare pronto. Poi Pesavento cerca il filtrante in diagonale per Poletti, deviazione di Santoro, poi Pezzini dalla distanza per Carrieri che era sotto porta, veramente insidiosa questa seconda combinazione che era la fotocopia di quello che avevamo visto una ventina di secondi fa. Tanto Barbani fa in forcing sulla destra e poi perde pallina, riparte Pezzini, appoggia Poletti, ancora Poletti sulla destra, ancora si ripropone per Poletti che non ha il varco, rigioca per Pezzini, poi Pesavento sulla sinistra, sta affilata la sotterra insidiosa, aveva visto il varco anche qua, ottima la risposta di Vespi, poi riparte il Prato con Baldesi, si invola sulla destra pressato da Poletti, poi c'è questa apertura di Santoro per Capuano che è costretto a retrocedere nella propria metà pista, cioè l'anticipo poi di Pezzini. Ancora Caparbio, Pezzini su Barbani, si impossessa della pallina e va a girare retroporta. Ottima l'intensità di gioco messa da Pezzini in fase di riproposizione offensiva. Poi c'è questo suggerimento di Michele Pesavento errato. Può ripartire Baldesi che subisce la pressione di Carrieri. Poi Barbani torna nella propria pista, devia la pallina Pesavento, poi c'è questa triangolazione con la conclusione di Pesavento, può ripartire Capuano, poi non controlla Capuano e la pallina con il pattino poi va sulla stecca di Baldesi che sbaglia totalmente la conclusione. Intanto Carrieri sulla destra, Pesavento, c'è un cambio, esce Carrieri, entra Rugani, anche Rugani è molto abile al centro area sulle deviazioni, non a caso è stato schierato provvidenzialmente da Mirko Bertolucci per cercare di aprire le maglie di questa zona. Poi conclusione di prima intenzione rasoterra di Poletti, non male, ancora Poletti, alza la testa, cerca un diagonale improbabile su cui capisce tutto Santoro, poi Santoro sbaglia il controllo e Poletti ritorna sui suoi passi, scarica Pezzini, azione personale, tiro debole, risponde Vespi senza problemi. Ora in posizione centrale Poletti, poi tiro respinto da Vespi, ancora Poletti, appoggia Pesavento per Pezzini, cerca l'azione personale, poi appoggia a Poletti ma c'è la deviazione pratese, ancora Pezzini, Poletti, tiro centrale per cercare la deviazione di Rugani e cerca la volée,
ottima il recupero di Rugani, poi c'è questo scarico errato di Pesavento, ma fortunatamente per la Pumas non riesce a ripartire il Prato. Pesavento, Poletti, posizione centrale ancora Poletti, poi ancora Pesavento, Poletti, finta il tiro, scarica per Pezzini, Pezzini guarda se ci sta, ha provato un diagonale non di molto a lato, ancora Poletti per Pezzini, alza la testa Pezzini, li appoggia a Poletti, Pesavento, sta affilata rasoterra a cercare la deviazione di Rugani, poi Santoro gioca di sponda e si invola sulla sinistra, serve al centro area Barbani, ottima l'azione pratese, altrettanto ottima la risposta di Mechini, poi c'è questo tiro deviato di Pesavento, buono il contropiede dei ragazzi di Bernardini, una delle poche azioni nitide in questa prima metà. Poletti appoggia a Pesavento, ancora Poletti, sta affilata, deviata, può ripartire Valdesi, è alta la difesa della Pumas, Valdesi cerca di involarsi sulla sinistra, pressato da Pezzini, poi c'è questo tiro debole sul primo palo, ma si fa trovare Mechini, riparte Rugani, appoggia Poletti, cambia tutto per Pezzini, Poletti, siamo sulla sinistra, ancora Pezzini per Poletti, sta affilata di Pezzini a cercare la deviazione di Rugani che era tutto solo al centro dell'area, è un po' permeabile la difesa a zona pratese su questi tiri centrali, tanto Pezzini, finta di tiro, perde la pallina Pesavento, si invola Valdesi alla corte di Mechini e non riesce a concludere nello specchio, complice anche la pressione di un sempre ottimo Poletti, poi ci mette una pezza Pesavento e riparte ora la Pumas con Pezzini. Pesavento ora schierato da Mirko Bertolucci in posizione centrale, ancora Pezzini, lob per Pesavento che scarica di prima intenzione per Poletti, ancora Pesavento, rasoterra a propiziare la deviazione di Rugani, non male, poi scivola Valdesi, sta affilata la distanza, gioco facile nella risposta Mechini, poi Poletti lanciato in contropiede, cerca sul secondo palo Rugani, sempre attento ma non è bastato l'attenzione di Rugani in questo caso per concludere la rete, è ottima comunque la transizione viareggina. Sta affilata di Pesavento, stoppa la pallina Valdesi, poi Santoro, filtrante per Barbani che non riesce a concludere la rete, poi sbaglia il retropassaggio su cui si fa trovare Capuano, probabilmente trascorreranno i 5 secondi e così è stato, poi c'è la sirena. Nessun problema comunque in questi ultimi minuti per i ragazzi di Mirko Bertolucci in questo attacco alla zona. Sono state molte le soluzioni, specialmente per vie centrali, prima a servire Carrieri, poi il suo sostituto Rugani, entrambi ottimi nel farsi trovare smarcati a centro area. Comunque partita tranquilla, conduce la Pumas per 3-0, 5 minuti e 20 secondi alla fine della prima metà, 4 falli per la Pumas, uno sin qua un solo fallo combinato all'Hockey Prato. Le ultime indicazioni dei rispettivi mister. C'è intanto una sostituzione nelle file pratesi. Anzi, sì, 2 sostituzioni. Entra... non riesco a vedere i numeri, mamma mia. Ora vedremo
quali saranno i numeri. Tanto Pesavento appoggia Pezzini, ancora per Pesavento, gira tutto per Poletti, filtrante di Poletti per Pezzini a tagliare il limite dell'area, ottimo, poi il diagonale di Pezzini, con questi ribaltamenti di fronte che si riesce a aprire le maglie della difesa pratese. Poi per vie centrali Pesavento risponde Valdesi, anzi Vespi volevamo dire. Ancora Pesavento appoggia a Pezzini, Pezzini cerca un accompagnato deviato. Numero 6. Quindi sono entrati Benelli con il numero 6 e Capuano Alberto con il numero 21, fratello di Capuano Lorenzo. Tanto Pesavento, Poletti, Pezzini, ancora Poletti si accentra, cerca il tiro deviato, può ripartire, non è entrato Capuano Alberto che perde la pallina, poi la recupera Lorenzo, tanto Valdesi sotto, dietro schiena, anzi sotto gamba, poi cade a favore di Rugani. Rugani si invola in contropiede, perde la pallina, se ne impossessa il numero 21 Capuano Alberto e va alla corte di Mechini che si fa trovare con grande personalità su questo contropiede pratese. Ottimo intervento da parte dell'estremo difensore Viareggino. Ancora Pesavento, grande in possesso, poi Poletti è chiuso, poi Pesavento sta affilata la distanza, può ripartire Capuano che però è chiuso da due Viareggini. Poletti reclamano un fallo di ostruzione dalla panchina della Pumas. Sta affilata rasoterra a cercare la deviazione di Carrieri. Carrieri che è uscito per Rugani in posizione di punta di area. Poi Valdesi aspetta il blocco, sfrutta il blocco, poi si gira. Ancora non trova il dialogo con alcun compagno, lo trova ora in Capuano. Capuano Lorenzo, pressato, sbaglia il passaggio, può ripartire la Pumas che sbaglia con Carrieri il passaggio che poi si rimpossessa della pallina. Poletti sulla destra, appoggia Pesavento, ancora Poletti per Pezzini, Poletti ancora Pesavento, sta affilata, centrale, deviazione, palo di Carrieri e poi tiro in seconda istanza che non va a buon fine. Sfortunata la Pumas in questa fase. Ancora Pesavento filtrante e poi Carrieri non riesce a concludere, è atterrato da un giocatore del Prato. Poi c'è questo suggerimento di Capuano per Benelli, capisce tutto Poletti che scende in diagonale e anticipa il passaggio. Pezzini. Ancora Pesavento in posizione centrale, serie di finte, poi Pezzini. Ancora Pezzini incerto nel controllo, poi recupera la pallina a favore di Pesavento, sta affilata dalla distanza, non c'è la deviazione di Carrieri in questo caso. Ancora Poletti. Pesavento, poi c'è la deviazione di Valdesi che recupera la pallina, apre per Capuano, intuisce tutte Pesavento, ma ripartono i fratelli Capuano, poi provvidenziale Poletti su Capuano, un mastino in fase difensiva. Muscoli d'acciaio e polmoni altrettanto d'acciaio per Poletti che farà un grande lavoro in fase di interdizione. Ancora Poletti
è incerto nel controllo, era molto forte il passaggio di Pesavento. Tanto Valdesi per Capuano. Lorenzo Capuano cerca il lancio in profondità per il fratello Alberto, ma capisce tutto la difesa viareggina che riparte con Pezzini. Poi Pesavento che si mette in posizione centrale, appoggia sulla sinistra Pezzini. Ancora Poletti. Vuole portare in fondo l'azione Mirko Bertolucci. Poi per vie centrali ha respinto il tiro di Pesavento che apre per Pezzini. Poi Poletti ancora. Poi lob di Pesavento deviato. Probabilmente l'arbitro ritiene che la pallina era già alta al momento prima della deviazione. No, ci sta. Pallina già alta, quindi un secondo alla fine. E la sirena dice che può chiudersi qua questa prima metà di Pumas Ancora. Hockey Prato, valida per la 7ª giornata, partita agevole e ben gestita dai ragazzi di Mirko Bertolucci che hanno rischiato 3 o 4 tiri e prodotto invece di contro un gran volume di gioco all'avanti che poteva costare molto più caro alla difesa del Prato, ma tant'è. Quindi noi ci risentiamo per la seconda metà fra 15 minuti.
dilagante che ha qui. Pronto? La rete di Marchetti. La rete di Marchetti, ma si vantaggio di la parata. La rete di Via Catella. Che significa in titolo italiano che il Pumas di Reggio, campione d'Italia anno 19, ma assolutamente nei casi di decretare l'errore degli anni. Eccola inquadrata la coppa dei vincitori.
Ben trovati amici telespettatori per questa seconda metà di Pumas Ancora Hockey Prato. Conduce la Pumas per 3-0, partita agevole che poteva essere addirittura molto più ricca di reti per la Pumas. Tanto ancora a quadrato la difesa pratese. Pesavento sempre in posizione centrale. Sta affilata di Pesavento a cercare la deviazione di Carrieri, poi Poletti si impossessa della pallina, gira per Pesavento, ancora Poletti. Pesavento per Pezzini. Pezzini per Pesavento, ancora la deviazione di Carrieri, pallina alta, poi c'è il vantaggio. Può ripartire Capuano che lancia il contropiede, ma intuisce tutto Pesavento. Intendeva lanciare il fratello Lorenzo. Ancora rovescio violentissimo di Poletti, poi apertura per Pezzini sulla destra, ancora Pesavento in posizione centrale. Pezzini, poi azione personale di Pesavento, perde la stecca il giocatore del Prato, apertura per Pezzini che cerca un filtrante e trova Poletti dalla parte opposta. Ancora Pezzini, sta affilata, poi risponde con i parastinchi Valdesi, Dolorante. Ancora Pezzini per Pesavento, poi tiro deviato di Pesavento, può ripartire Valdesi, alza la testa Valdesi, dietro schiena, serie di finte, poi appoggia Benelli. Benelli pressato anch'egli, poi riapertura per Valdesi che perde la pallina a favore di Poletti, poi apre per Pezzini, azione personale di Pezzini che va a girare retroporta, poi scarica Poletti. Ancora un fraseggio a 3 per la Pumas per cercare di aprirsi il varco in questo quadrato pratese. Ancora Pesavento, apre velocemente per Pezzini, poi Pesavento, Poletti che sbaglia il controllo, c'era il varco, poteva tentare una penetrazione, ma è incerto nel controllo Poletti. Poi Pezzini, stanno scalando i secondi di possesso, può ripartire Benelli, scivola Benelli, poi si ripossessa della pallina, poi Capuano, azione personale, poi Cincisca con il fratello che apre per Valdesi, che non riesce a controllare bene la pallina, poteva essere pericolosissima quella discesa di Valdesi che era tu per tu con Mechini. Pezzini, Pesavento, Poletti, ancora Pezzini, Pesavento, Poletti, ci sta l'azione personale, tiro deviato da Valdesi, poi Valdesi è pressato dallo stesso Poletti, apre per Alberto Capuano che perde la pallina a favore di Pesavento, sta affilata di Pesavento, poi in seconda istanza al volo Carrieri spara la pallina alta. Può ripartire dunque il Prato con una rimessa di seconda dal vertice alto dell'area di rigore. Capuano per Valdesi. Valdesi di sponda per Lorenzo Capuano. Lorenzo Capuano è pressato da Pesavento, ha difficoltà il Prato nell'uscire dalla propria area. Scorrono intanto i secondi. E l'arbitro si era dimenticato che si trattava di 5 secondi e non dei 10. Errore abbastanza marchiano dell'arbitro Righetti. Pezzini, Pesavento per Poletti. Sta affilata di Pesavento, probabilmente deviata, e poi c'è che è impattato l'incrocio. Non so se su deviazione di Carrieri o su tiro diretto di Pesavento. E la Pumas ha trovato l'incrocio dei pali. Poi Poletti tentava il forcing, poi c'è questo tiro per via centrale di Pesavento, va a girare dietro la porta Poletti. Retropassaggio per Pesavento che carica il tiro e poi apre per Pezzini che ha il varco. Poi scivola
può ripartire Capuano, cerca l'apertura per Benelli in contropiede, tutto solo, ma capisce tutto la difesa della Pumas. Carrieri, azione personale, tiro che buca dalla parte del guantone e Vespi, che forse poteva fare qualcosa di meglio su questo tiro centrale, ma è pur vero che aveva davanti il compagno di squadra che può avergli ostruito la visuale. E è il 4-0 per la Pumas a 4 minuti dall'inizio del match. Tanto scivola Valdesi, appoggia Capuano Lorenzo, poi ancora Valdesi, è alto il pressing Viareggino, Valdesi è pressato da Pezzini, va ad Armanforte, Carrieri che scivola in take la terra praticamente Valdesi. Giusta la decisione arbitrale, è il quinto fallo Viareggino. Capuano sbaglia l'appoggio, recupera la pallina Carrieri, poi dialoga con la sponda Carrieri, apre per Pesavento che a sua volta cambia tutto per Poletti. Pezzini, Poletti ancora, fa possesso, serie di finte, poi Pezzini ancora, Pesavento, sta affilata la distanza, Carrieri era sulla traiettoria ma non ha agganciato. Ancora Poletti per Pesavento, Pezzini, Poletti ha il pertugio e lo trova a mezza altezza sul primo palo beffa Vespi, che non ha chiuso a dovere il primo palo per il 5-0 a 19 minuti e 55 secondi alla fine del match. Ottima la conclusione di Poletti, un rapido ribaltamento di fronte ha aperto un po' la difesa pratese e Poletti ne ha approfittato. Poi c'è questa uscita da retroporta di Capuano deviata. La rimessa però in gioco è per la Pumas. Pezzini, Pesavento, Poletti in discesa, ancora scaglia la pallina che poi va a stamparsi sul soffitto, si ripeterà dunque con una rimessa da centropista. E la sirena dice che ci deve fermare qua per un time out chiesto dalla Pumas, anzi chiesto dall'Hockey Prato. (19 minuti e 34 secondi alla fine del match). 5 falli per la Pumas, 1 per l'Hockey Prato. La Pumas che ha decisamente allungato le distanze, passando dal 3-0 al 5-0 in questi praticamente in soli 6 minuti, anzi 5 minuti e mezzo. Quindi finalmente si capitalizza il grande volume di gioco sin qua espresso, molte anche le occasioni del primo tempo, specialmente sulle deviazioni. Ci sarà un ingaggio a 2 da centropista perché la palla ha urtato il soffitto. Pezzini e Valdesi sull'ingaggio. Barbani ne è entrato, pressato da Poletti. Barbani cerca di sponda Valdesi e lo trova. Poi ancora Valdesi nella propria metà pista, sfrutta il blocco, ancora il blocco di Capuano, si libera, cerca di liberarsi ma fa buona guardia Poletti che riparte per i suoi, 2 contro 1, Pezzini cerca il filtrante, poi a rimorchio Carrieri dopo la deviazione del giocatore pratese si fa trovare pronto. Ottima la lettura a rimorchio di Carrieri che ha avuto la giusta scelta di tempo per insaccare per il 6-0. In percussione Carrieri, poi Capuano per Valdesi. Valdesi in profondità a cercare la deviazione di Benelli che poi appoggia Barbani, porta il blocco Benelli, lo sfrutta Barbani, serve Pratesi, ancora Barbani, ancora Valdesi sulla prosecuzione di Benelli. È bello l'azione del Prato, un fraseggio
che aveva smarcato l'uomo al tiro dopo il blocco. Pezzini, Pesavento per Poletti, finta di tiro per Pesavento, poi appoggio a Pezzini che con un diagonale filtrante libera Carrieri in area di rigore, è rapidissimo e preciso il fraseggio viareggino, è mancata solo la precisione nella conclusione. Intanto Pesavento si impossessa della pallina e si invola sulla sinistra, si accentra e batte dalla parte della stecca imparabilmente Vespi. Tiro imparabile, è preciso e lucido nella conclusione. Pesavento che insacca nel set, toglie le ragnatele il difensore della Pumas per il 7-0 a 18 minuti dalla fine del match. Tanto Valdesi incerto nel controllo, pressato da Pezzini alla balaustra, rimessa a 2, anzi no, rimessa di seconda per la Pumas, poi Pesavento Giovanni è entrato, finta il tiro Michele, poi Pezzini pressato da tre pratesi, va a dar manforte al compagno Carrieri che è caparbio, ma Capuano esce vittorioso dall'ingaggio e subisce fallo. Ancora Capuano sulla battuta. E il solito Valdesi che è un po' il playmaker che imposta il gioco per questo Prato. Sfrutta il blocco, giudicato irregolare il blocco da Righetti. È il secondo fallo per il Prato. Pesavento per Michele, Michele per Giovanni, poi ancora Pezzini in posizione centrale, ha sostituito Pesavento, poi Giovanni, diagonale a servire il fratello, ottimo ribaltamento di fronte e il servizio di Michele per Carrieri a centro area. Ha perso l'attimo per il tiro Carrieri, era velocissima la triangolazione viareggina. Grande intelligenza da parte di Giovanni Pesavento che ha aperto le maglie della difesa pratese ed ora recupera su Barbani. Davvero un ingresso frizzante da parte del giovanissimo giocatore della Pumas. Ancora Giovanni, poi Michele, diagonale a servire il fratello, poi Pezzini, Giovanni, ancora Pezzini, ancora Giovanni Pesavento, alza la testa, guarda se c'è un filtrante, lo trova con Pesavento che dal corno, dal vertice dell'area di rigore impegna Vespi con un diagonale, poi riparte il Prato che conclude con Valdesi, fa buona guardia a Mecchini col guantone, sicuro in una parata non facile, ma Thomas l'ha fatta sembrare tale. Pesavento per Pezzini, Giovanni Pesavento, ancora bella per l'apertura dall'altra parte per Giovanni da parte di Michele, ancora Michele per Giovanni, cerca il filtrante, Michele intuisce tutto Valdesi, poi azione personale di Valdesi, sta affilata di molto al lato, la pallina va alta. Va alta a giudizio dell'arbitro, a me non sembrava. Ha dato degli spunti in più Giovanni Pesavento su questo attacco alla zona, con questi rapidi ribaltamenti a tagliare la pista. Lo vediamo anche ora all'opera, cerca ancora questi ottimi filtranti, sempre testa alta e grande visione di gioco per il giovanissimo della Pumas. Tanta roba. Ancora Michele per Giovanni che c'ha il tiro, non l'aveva sul piatto e non avendolo sul piatto ha perso tempo, ci stava la conclusione. Poi c'è questa staffilata di Pezzini allo scadere dei 45 secondi, riparte Capuano,
Lorenzo, poi anticipa il lancio di Capuano Pezzini e rimedia fallo. È il terzo fallo per il Prato, poi Pezzini per Pesavento. Pezzini, poi taglio della pista per il fratello Michele. Ancora Giovanni sulla destra, scivola, poi cincisca con la pallina, riparte Barbani, diagonale, facile, poteva fare qualcosa di meglio, c'era il compagno in discesa in contropiede, poi Pezzini scarica Giovanni che serve sul secondo palo Rugani, è ottima la triangolazione viareggina, non riesce a concludere Rugani, velocissimo il fraseggio dei viareggini in transizione, poi Michele Pesavento si impossessa della pallina, Pezzini, ancora Pezzini, Giovanni Pesavento, ancora la staffilata al lato di Michele Pesavento, recupera la pallina Giovanni, serve poi nella prova di tappista Pezzini, riceve a sua volta pallina, ancora Pesavento, serie di finte, poi appoggia Pezzini che cambia tutto per Giovanni, poi si andrà allo scadere dei 45. Questa volta non è stata ficcante la manovra viareggina. Tanto Valdesi appoggia Capuano che dialoga a sua volta con Valdesi, si invola sulla sinistra, Valdesi pressato da Giovanni Pesavento, va a dar malforte il fratello Michele, poi Capuano nella prova di tappista finta il tiro, sta affilata rasoterra debole, a gioco facile Vecchini nella respinta, poi Capuano prosegue in retroporta, cambia tutto ma non è mal posizionato il compagno Poli, non è entrato, quindi Giovanni Pesavento per Poletti, Michele, Poletti, Giovanni ancora, Pesavento, diagonale a tagliare la pista e poi Pesavento, Giovanni serve al bacio direi Rugani che non riesce a concludere, ha perso il tempo Rugani, è questione di attimi in questo attacco alla zona, il tempismo e il tocco preciso è fondamentale. Peccato perché era ben posizionato Rugani. È da rimarcare la prolificità in attacco che ha avuto la Pumas grazie all'ingresso di Giovanni Pesavento, che è stato autore assieme al fratello di diagonali e di veloci ribaltamenti di fronte che hanno aperto le maglie della difesa pratese. Davvero importante l'apporto dato in questi ultimi minuti da Giovanni, a mio giudizio. La sirena dice che si può ripartire. (7-0) dunque, 12 minuti e 22 secondi alla fine del match. Poletti, incerto nel controllo, poi ancora Pesavento. Poletti, sempre in posizione centrale. Michele. Poletti, ancora Michele. Staffilata centrale, ottima deviazione di Rugani, riesce in qualche maniera a respingere Vespi,
insidiosa la conclusione di Viareggina, poi c'è questa pressione esercitata ancora dalla Pumas, a possesso della pallina Barbani, poi Capuano apre per il 99 Poli, va a girare nel retroporta Poli, alza la testa, aspetta la discesa di un compagno, non trova nessuno, è pressato da Rugani, poi serve la posizione invitante Baldesi che poi tira, ma il tiro è deviato, può ripartire Rugani che appoggia Giovanni per Poletti, poi ancora Michele sulla sinistra. Ancora Poletti per Michele Pesavento, staffilata di Pesavento che è andata in tutt'altra direzione, non nella porta. Poi ottimo ribaltamento di Giovanni per Pesavento e poi per vie centrali Pesavento cerca il filtrante per Rugani. Sono fondamentali questi rapidi ribaltamenti di fronte per poi concludere in diagonale sul secondo palo. Intanto ancora Pesavento, Giovanni dialoga con Poletti. Michele cerca di caccare gli spazi, poi scarica per Giovanni. Poi Pesavento, Michele, staffilata e palo. Primo palo preso da Michele Pesavento che aveva il pertugio. Serie di finte, ancora staffilata, risponde Vespi, poi sulla ribattuta Rugani che ancora una volta non riesce a concludere a rete. Poletti, Pesavento, serie di finte, appoggia ancora Poletti in posizione centrale. Ancora un fraseggio a 3 da parte dei Viareggini, tiene pallina Pesavento, ancora Pesavento, tiene pallina, cerca di spostare a spasso la difesa e poi serve, bellissimo, con un bellissimo diagonale il fratello Giovanni che non è riuscito a impattare bene la pallina. Molto prolifici questi fraseggi dei due fratelli veneti che si smarcano vicendevolmente a rete con rapidi passaggi che tagliano la pista. Tanto parte Valdesi, pressato da Giovanni Pesavento, interviene il fratello Michele, scarica Valdesi a Capuano nella propria metà pista, poi Barbani sulla sinistra, ancora Barbani sfrutta il blocco, poi sulla prosecuzione del blocco si fa trovare libero Valdesi, ma non riesce a concludere, era buono la combinazione pratese. Ancora Valdesi va a lottare alla balaustra, ma Michele Pesavento dice no e riparte per i suoi. Ora è pressato Michele, mette ordine e lascia la pallina in posizione centrale a Poletti. C'è intanto un time out chiamato dalla panchina pratese. Michele Pesavento, ancora Pesavento, cerca una serie di finte, poi Poletti, poi Rugani che è messa a terra, reclamano qualcosa in più dalla panchina della Pumas, reclamavano aggancio, ma non è di questo avviso l'arbitro Righetti. Tanto a 6 falli la Pumas ha recuperato a quota 5 il Prato. 8 minuti e 46 secondi alla fine del match, conduce la Pumas per 7-0. Ok. Mi avvertono dalla regia che c'è stata una sostituzione, è entrato il portiere Dal Torrione per la Pumas al posto di Mechini, il largo passivo dunque ha agevolato questo ingresso, un premio per un ragazzo che è sempre presente e sempre di supporto durante le partite ai suoi e dunque merita questi ultimi 8 minuti di gioco. Si riparte con una punizione di seconda per la Pumas. È entrato a fare le file anche della Pumas Jonas Cinquini.
Poi c'è anche un altro cambio da parte del Prato. Probabilmente si tratta del numero 8 Mugnai, vado a esclusione. Credo. C'è un cambio palla intanto. Sì, si tratta del numero 8 Mugnai, che si appresta a battere questa rimessa di seconda. Mugnai per Valdesi, è alto il pressing viareggino, poi cade Mugnai, Valdesi si infila nelle maglie della difesa, ma fa buona guardia Rugani, poi ancora è Caparbio, scarica Barbani che cerca a sua volta di dare regale col Valdesi, ma intuisce tutto Poletti. Pesavento. Ancora Pesavento, finta, poi passaggio a Poletti, Rugani. Rugani sbaglia il passaggio a tagliare la difesa, passaggio telefonato si direbbe. Poi Valdesi in diagonale, primo palo, fa buona guardia dal Torrione. Poi dialoga con la sponda Jonas Cinquini. Si riparte con Poletti in posizione centrale. Poletti per Rugani. Chiede rotazione e giro palla a Mirko Bertolucci. Chiede di passare per Poletti. Poi c'è questo filtrante deviato, riparte Valdesi, cerca un alza e schiaccia da posizione siderale, riparte Poletti. Poi gira tutto Pesavento per Rugani che a sua volta trova Cinquini a centro area, ottima la triangolazione viareggina. Poi c'è questa bellissima parata con i gambali di Thomas McKinney su Poli, dal Torrione su Poli. È uscito con grandi personalità dal Torrione dalla porta, era praticamente 3 metri fuori, indice di grande sicurezza. Pesavento per Poletti, veloce il fraseggio dei tre viareggini, ancora Poletti, cerca la staffilata che si stampa nella difesa pratese, riparte il numero 4 Barbani che è poi chiuso fallosamente ed è il settimo fallo per la Pumas. 6 minuti e 28 secondi alla fine del match. Poli sulla battuta, poi Barbani che perde pallina, Pesavento è Caparbio poi nel cercare di recuperarla, se ne impossessa Poli, ferma l'arbitro, ferma il gioco l'arbitro. Non ho ben capito cosa avesse fischiato prima l'arbitro, poi ha fischiato un fallo supplementare al Prato per non aver restituito la pallina. Quindi Prato che si porta a quota 6 falli. Intanto c'è il primo ingresso stagionale in questo campionato per Bottarelli. Rugani cerca un diagonale che però è completamente telefonato, poi Poli in testa a testa para McKinney, anzi probabilmente è lo stesso Poli aver sparato così alta la pallina. È opportuno registrare qualcosa in questi passaggi a tagliare la pista che hanno propiziato già 2 o 3 contropiedi pericolosi. Meglio passare dal vertice centrale che tentare dal Torrione, sì, sì. Mm? 5 minuti e 54 secondi alla fine del match, 7-0, risultato rotondo, partita mai praticamente in discussione per i ragazzi di Mirko Bertolucci, che hanno dimostrato anche una maturazione, un'ulteriore maturazione nell'attacco alla zona dalla partita col Salerno, in cui già
si era dimostrato prolifico il gruppo di Mirko Bertolucci. Questa sera si è coronata un ulteriore step, a mio giudizio, nell'attacco al rombo difensivo. Una progressione, quella dei ragazzi di Mirko Bertolucci in questa stagione, irriconoscibili da una partita all'altra. È un progresso continuo, un cantiere aperto. Del resto la giovane età dei ragazzi rende tutto questo normalissimo. Tanto Barbani intercetta il diagonale di Bottarelli, ancora improvvido questo passaggio a tagliare la metà pista. Poi Poli fa possesso, è pressato da Jonas Cinquini. Poi Valdesi si invola sulla sinistra, azione personale, si accentra, tiro deviato, può ripartire Michele Pesavento. Bottarelli, Pesavento, Rugani, Bottarelli, ancora Rugani avanza, poi cerca ancora il passaggio filtrante, ma intuisce tutto Barbani. Ancora un passaggio sbagliato a tagliare la pista. Poi in uscita da retroporta Valdesi, nulla di fatto. La difesa viareggina è granitica sulla conclusione del Pratese. Entra intanto Pesavento Giovanni al posto del... Non ho visto chi ha cambiato praticamente, però vabbè, insomma. Poi di sponda Cinquini per Pesavento Michele, poi Bottarelli sulla sinistra, ancora Giovanni. 7 secondi alla fine del possesso, ci sta il tiro, ottimo il servizio di Giovanni Pesavento per Bottarelli, che poi conclude debolmente. Tanto Jonas Cincischia con la pallina, Jonas Cinquini se ne rimpossessa e subisce fallo, dà il vantaggio Righetti. Il vantaggio non esiste se non perché ha l'occasione da gol, ogni fallo va segnalato. È assurda questa decisione di Righetti, assurda, contraria a qualsiasi regolamento. Il vantaggio esiste solo su chiara occasione da gol. Poi Pesavento, Giovanni ancora. Bottarelli, Pesavento ancora. Finta il tiro, appoggia ancora Bottarelli. Ora Bottarelli per Pesavento, un dialogo praticamente a due, poi c'è questo diagonale per il fratello Giovanni, poi ancora Bottarelli di prima intenzione, piedi a papera, ma raso terra debole e fuori misura. Poi c'è la pressione di Valdesi su Cinquini, lanciato in contropiede Valdesi, poi scarica un diagonale di molto a lato. Poi c'è la pressione di Giovanni Pesavento su Poli, che ha difficoltà nel retroporta ma riesce a mantenere il possesso. Va ancora in marcatura Michele Pesavento, poi l'arbitro lamenta stranamente un fallo in attacco commesso da Poli. C'è anche il warning per proteste combinato a Poli. Pesavento, Michele per Giovanni. Ancora un fraseggio tutto in famiglia per i due veneti. Poi Bottarelli. Michele Pesavento, serie di finte, poi certo nel controllo Giovanni. Ancora Giovanni Pesavento che cicca nuovamente la pallina. Può ripartire Poli.
scarica Barbani, ma intuisce tutto in fase di rientro ottimamente Giovanni Pesavento, che lancia il fratello, che scarica per Jonas Cinquini. Poi ancora Giovanni Pesavento sulla destra, cambia tutto per il fratello, che dialoga con lo stesso Giovanni. Staffilata di Pesavento, ma intuisce tutto Poli. Ah no, Poli, il numero 8, Mugnai anzi. Poi perde pallina. Giovanni Pesavento. Ancora un fraseggio. Jonas Cinquini, Pesavento, poi Giovanni. Staffilata centrale a propiziare l'elevazione di Bottarelli. C'era un varco nella difesa e quindi lo sfrutta con un buon lancio Pesavento. Barbani, serie di finte, si invola sulla sinistra, è pressato da Bottarelli che poi va a chiuderlo alla balaustra. Che parli con me? Io sto facendo una telecronaca. Non so. È fallo. Hai capito? Ma ascolta. No, perché? Dai. Rompiamo i coglioni, Poi grande parata di Dal Torrione. Poi c'è la sirena e può chiudersi qua questo Pumas Prato, una netta vittoria dei ragazzi di Mirko Bertolucci che coronano con un 8-0 la settima giornata. Quindi gli ultimi saluti di rito, può ritenersi soddisfatto Mirko Bertolucci della prestazione dei suoi, un'altra dimostrazione di forza e di maturazione nell'attacco alla zona. Gli ultimi saluti di rito. Ancora salutano i pochi tifosi accorsi, i giocatori della Pumas, causa festa Rione d'Arsena che ha tolto molti supporters alla gradinata questa sera. E quindi gli applausi finali ci dicono che questo collegamento può chiudersi qua. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri, dal Dorando Perti del quartiere Varignano è tutto, a risentirci alla prossima giornata casalinga.